Questo che stava cantando ora, quando per esempio c'era già la raccolta del frumento, trasivano i muli, diciamo, si chiamavano i vesti, nell'aria che usavamo l'aria che mancava un frumento. E allora si cominciava a cantare i vesti per fare un poco, no? E allora si faceva, quando è bella l'aria calata, che già questa cominciavano a posare. Come una donna quando non si marita. Lo sangue di la schetta e butte balla, come lo fuoco della fornagella. Poi c'è l'altro. La schetta si canuscia e allo cammino, la maritata scopa e lo torreno. Ora, quando è che uno si mette a cantare queste cose? Vedono tutte, ma ne saccio assai, non è che ne saccio una, due, tre, quattro. Potessimo cantare d'ora fino a domani, però c'è qualcuno che mi... Ci tiene parole. Vabbè. Ci tiene parole. Non è che mi tiene parole, tu rispondi a me, capisci? C'è chi non sa prendere il pezzo e tu... E poi la cosa, rispondo da te, poi per esempio tu sai, io ne faccio una pezzettina e tu al resto, capisci? Ma queste canzoni tu non lo sai? No. Ma ci sono giovani o solo sono giovani che sanno? Queste canzoni di questa casa, se ne sappiamo, sappiamo questo della mia. Tu devi imparare. La forza. Sì, io Cioè, questi canti comunque uno cantava. Così la prossima volta che vengono magari potete... Sì, per esempio. Non è che tipo uno canta e faceva. Una volta si metteva Sì, la voce, giusto? È bellissimo con due voci. E allora c'erano, certe volte c'erano anche le donne che mettevano quello capangi ed erano di fronte. Allora perché si diceva, chi c'ha questa tomata per andando? Perché chi ti diceva parola del mio disdegno, diciamo che mi offendiva da me. Per esempio, qui cominciava a cantare, chi dopo cominciare a fare a cose, vedeva diceva, chi c'ha sushi, cazzo e cairaglia. C'aveva la corda lunga e si imbeduglia. Poi ci cantava, di queste canzoni te ne canto un pugno, sarebbe a dire assai, no? Te mucchi d'amore e poi di sdegno. E allora ripeteva l'altra canzone. E allora ripetiamo sempre cose. Ci vuole sempre attacco e cose. Sì. C'è un pro e un contro, diciamo. Sì, sì. E ce l'hai qualche amico magari che lo può fare con te? L'avessi a conoscere e ci avessi a dire se può fare questo dopo, perché... Io ti cerco.